Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Subito andiamo a Spresiano, un giallo da questa mattina con un'auto recuperata, affiorava dal lago Le Bandie a Spresiano ed è un vero e proprio giallo perché si sta cercando di capire se c'era una persona a bordo, ci sono i sommozzatori che stanno cercando, hanno trovato dei documenti, è un vero e proprio giallo quello che si sta manifestando in queste ore a Spresiano, alle Bandie di Remo Mosole. Buongiorno Christian Arboit con Nicoletta Rizzetto. Sì, buongiorno Nicola. Le ricerche sono in corso, la mobilitazione di uomini e mezzi è in atto. Siamo, lo dicevi tu, al lago delle Bandie a Spresiano, un luogo molto noto, meta di molti visitatori, di proprietà di Remo Mosole che è qui e sta interloquendo con i carabinieri. Doveva essere nostro ospite, è stato chiamato proprio in queste frazioni di secondo, è stato chiamato con il figlio perché appunto sono loro i proprietari e sono loro di fatto ad aver lanciato l'allarme questa mattina. Questa mattina i dipendenti, alcuni collaboratori della società hanno visto di fatto sulle rive del lago dei documenti, delle coperte e poi hanno capito che forse qualcosa era successo, perché ci sono dei segni, da qui forse non li vedete, forse sì, comunque dei segni di inabissamento di un'auto. Da lì è scattato l'allarme, sono scattati i soccorsi, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, sul posto anche il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Tutte le piste stanno per essere indagate, però si sospetta un gesto estremo. Questa è la pista principale, un gesto estremo. L'auto sarebbe di proprietà di una donna veneziana residente nel veneziano che non risponderebbe al telefono. Però appunto si deve capire se davvero nell'auto che attualmente è inabissata c'è qualcuno. Si esclude al momento, ma non c'è la certezza che nell'abitacolo ci siano altri soggetti oltre alla donna, ammesso che la donna ci sia, quindi tutti gli interrogativi davvero sono sul tavolo. Resta una giornata, una mattinata di mobilitazione di uomini e mezzi, chiaramente entrerà in funzione nel primo pomeriggio molto probabilmente anche un autogru per recuperare il mezzo. Sul posto fin dal primo momento il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra. Sindaco, sono minuti molto lunghi e di apprensione. Sì, questi sono momenti che non si augurano mai a nessuno, perché sei così, non sappiamo ancora bene né dinamiche né tra l'altro chi si trovi all'interno dell'abitacolo dell'auto, e quindi siamo in attesa. Adesso le forze dell'ordine e i vigili del fuoco si sono attrezzati per le operazioni di recupero e poi ne sapremo qualcosa di più. È chiaro che si pensa ad un gesto estremo e questo fa sicuramente male. Ecco, perché questa è la pista che si sta battendo in questi minuti, però per l'appunto finché non si capirà se c'è qualcuno all'interno dell'abitacolo No, più che altro purtroppo qualcuno c'è all'interno dell'abitacolo, bisognerà vedere chi è e poi magari, anche se una volta che verrà constatato il decesso, poi dopo sapere chi è solamente appunto per chiudere il tutto, poi le motivazioni e tutto quello che ha spinto una persona a compiere questo gesto non le sapremo mai. Assolutamente. Grazie Sindaco Della Pietra. Avviciniamoci ovviamente mantenendo le distanze, perché si stanno calando i sommozzatori dei vigili del fuoco, Nicola, proprio in questo momento, quindi per un primo
sopralluogo per capire appunto se all'interno dell'abitacolo c'è qualcuno. Molto probabilmente c'è qualcuno. Capire se c'è soltanto un soggetto, capire se c'è una corresponsione tra i documenti ritrovati, anche documenti di guida relativi proprio all'auto, e appunto l'identità degli eventuali soggetti o dell'eventuale soggetto che può ritrovarsi all'interno. Mi scuso se sto utilizzando troppi condizionali, ma veramente potete capire la delicatezza del momento, e insomma non possiamo dare nessuna certezza, se non che al lago delle Bandie sono in corso le operazioni di ricerca e sono appena iniziate. Come vedete il terreno è particolarmente scosceso, gli uomini si stanno calando, e quindi chiaramente per qualsiasi tipo di aggiornamento noi torneremo in diretta. Nicoletta, non so se si può vedere anche il signor Remo Mosole, che sta interloquendo proprio in questi minuti con i carabinieri, con i vertici dell'Arma che sono arrivati sul posto primi fra tutti. Remo Mosole, che prima ci ha confidato la sua preoccupazione. Mosole ci ha detto: ma questo per me è un lago della salute, è una cittadella della salute, qui ho voluto appunto ricavare un lago e darlo alla comunità, questo non è un posto di tragedie, questo è un posto appunto di salute, di felicità. Come vedete sta parlando al telefono Remo Mosole, che sta seguendo le operazioni di persona, ha annullato i suoi impegni di lavoro e rimane qui accanto ai carabinieri, accanto ai vigili del fuoco, al nucleo sommozzatori, al sindaco Marco della Pietra. Come vedete sono momenti di apprensione per tutti. 3 soggetti stanno operando sulle rive, un sommozzatore si sta immergendo proprio in queste frazioni di secondo. Il tempo della preparazione e forse fra poco sapremo. È un lago piccolo ma è particolarmente profondo, questo va detto, quindi l'auto potrebbe essere a qualche metro di profondità. Ci vorrà probabilmente un po' di tempo, ma non troppo, se appunto la traiettoria che si vede dal pietriccio è quella che appunto è stata imboccata dall'auto. Allora facciamo così, Nicola, per il momento ti restituisco la linea e sono pronto a richiedertela qualora ci saranno novità. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea per l'appunto con Nicoletta Rizzetto dal Lago delle Bandie. Grazie mille a Cristian Boy. Dunque ci diceva in diretta il sindaco Marco della Pietra che ci sarebbe un corpo nell'abitacolo, mentre Cristian Arboid ci raccontava di come l'auto apparterrebbe a una donna del Veneziano. Almeno i documenti, diciamo, che hanno trovato sono quelli di una donna del Veneziano, quindi ovviamente vi daremo ulteriori aggiornamenti nel corso della prima edizione. Noi restiamo nella cronaca, parliamo di furti che non riguardano solo la Marca Trevigiana, come abbiamo raccontato e fra poco torneremo a raccontare, ma anche Venezia centro storico. Il nostro Filippo Fois a Cannareggio, ma è una zona battuta anche quella di Dorsoduro. Buongiorno Filippo, insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Sì, ci troviamo proprio a Cannareggio, nella fondamenta di San Giobbe, che è quella che per così dire è ai confini della città storica di Venezia. Alle mie spalle circa 100 metri ci dividono dalla laguna, al di là della quale c'è naturalmente la terraferma e l'isola, il parco di San Giuliano. Siamo in un periodo di bassa stagione a Venezia, per quanto possa valere questo termine in una città come questa, e il locale che vedete alle mie spalle, che è una delle ultime vittime dell'ondata di furti che si è abbattuta in città, è in ferie e lo rimarrà fino all'inizio di febbraio. Purtroppo è stato anche questo visitato dai ladri. È un fenomeno che si sta diffondendo in tutta la città. A Venezia ci sono circa 1000 tra bar e ristoranti, per cui diciamo che si tratta di un approvvigionamento infinito per chi voglia compiere furti. Tra l'altro sono anche tutti presidiati da telecamere, come quello che stiamo vedendo, eppure c'è anche chi lamenta di aver subito
4-5 furti in un anno. Chi è che agisce? Chi sono questi ladri? Venezia sta vivendo, come la terraferma, un periodo di difficoltà sul versante della sicurezza per quello che riguarda lo spaccio. Prendiamo il caso di fronte al quale siamo. Qui è stato rotto il vetro, il o i malviventi sono entrati dentro, hanno trovato in cassa appena 40 euro, cioè praticamente niente, il locale come detto è chiuso per ferie, e quindi sono andati via con queste 4 banconote e con un paio di bottiglie di vino. Questo ci dà un primo indizio dell'identikit di chi possano essere, vale a dire dei piccoli malviventi, criminali che vivendo di espedienti per pochi euro alla fine prendono di mira i locali. Addirittura c'è un caso, non qui a Cannareggio ma a Dorsoduro, nelle zone diciamo tra San Barnaba e Santa Marta, nella quale addirittura c'è un habitué di questi colpi che viene chiamato in gergo Arsenio Lupin, perché ha un tatuaggio in cui si vede il noto personaggio, il quale colpisce continuamente, tanto che addirittura sembrerebbe che un gestore di un locale abbia messo un cartello fuori dalla porta con scritto con tanto di nome e cognome di questa persona: non entrerei più perché tanto qua non c'è più niente da prendere. Quello che poi rimane qui, come vedete, sono i danni. Non è tanto il fatto dei 40 euro delle 2 bottiglie di vino, c'è il fatto che è stata completamente scassinata la cassa, che pare tra l'altro fosse anche nuova, e il fatto che bisognerà rifare anche questa finestra che vedete distrutta alle mie spalle. Nicola. Grazie a Filippo Fois. E allora torniamo nella Marca, anche qui assediata, lo sappiamo, dai furti. Andiamo però a Pederobba, nella zona di Curogna di Pederobba. Lucio Zanato, i ladri qui in azione anche in pieno giorno. Buongiorno Lucio. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, sono con il sindaco Marco Turato e devo dire che la notizia non solo è i ladri in pieno giorno, ma ladri in una piccola comunità che bisogna andarla a cercare per venirla a trovare. Sindaco, cosa è successo? No, fa specie quello che è successo, perché a Curogna è una piccola località del comune di Pederobba che non è attraversata da flussi di traffico importanti, bisogna venirci apposta a Curogna, per cui vedere che succedono queste cose in pieno giorno fa pensare, ma tanto anche. Ecco, spieghiamo cosa è successo. In buona sostanza, nella tarda mattinata di ieri, 3 persone distinte con un'auto nuova si sono presentati su una casa, visto che non c'era nessuno ne hanno approfittato e hanno violentato quella che è la privacy di questa famiglia, andando dentro in casa a rovistare. Tra l'altro 11:30 e l'allarme l'ha lanciato una vicina. Sì, una vicina di casa, conoscendo appunto chi ci abitava, ha chiamato la titolare, la quale ha preso la macchina dal posto di lavoro, è andata subito a casa e ha trovato la casa rovistata. Quindi tutto sottosopra, evidentemente furto, quindi avranno portato via qualcosa, ma se ha un'idea di che banda possa essere? Ma da quello che mi è stato detto sembrerebbero persone dell'est, questo non posso confermarlo, dall'accento che avevano danno l'idea di questo. Però persone distinte, cioè vestite bene, voglio dire, con macchina nuova. Esattamente, cioè quello che la testimone che ha visto i tre personaggi appunto erano vestiti bene, un'auto nuova, proprio distinti, e non davano l'idea se non il fatto che avevano delle facce losche. Quindi diciamo così, il messaggio ai cittadini non solo di Curogna, del suo comune, ma in genere tutti i trevigiani qual è? Beh, penso che la solidarietà tra vicini sia quello che fa la differenza. In buona sostanza, in primis teniamo ad occhio quella che è la nostra proprietà, ma anche con uno sguardo rivolto a chi ci sta vicino. E con questo messaggio io ti restituisco la linea. Grazie Lucio Zanato, grazie anche al sindaco di Pederobba, non solo Curogna Pederobba ma anche Fagarè, in una notte assediate sia case che abitazioni e in un caso anche i ladri in sopralluogo ripresi dalle telecamere, guardate. Vivere col pensiero che ti vengano dentro in casa, noi lì che dormiamo, cioè veramente è panico totale ormai. Panico totale, così Alberto descrive lo stato d'animo con cui convive dopo aver scoperto che nella notte tra martedì e mercoledì 2 individui si sono introdotti nel giardino della sua abitazione in via Bortoluzzi a Fagarè di San Biagio di Callalta. L'uomo, dopo aver sentito dai vicini di alcuni furti messi a segno in zona, ha deciso di visionare le immagini delle telecamere di casa, scoprendo quanto accaduto. Alberto è sempre più convinto che si sia trattato di un sopralluogo. Secondo me sono venuti a sondare il terreno, ora non vorrei dire,
però qualcosa mi fa pensare a questo. Come si vive sapendo che potrebbero tornare? Malissimo, infatti questa notte non ho dormito per niente, anche perché ho 2 bimbi piccoli a casa. Sulla pagina Facebook di Furti in Corso diverse le segnalazioni di colpi messi a segno, solo tentati nella stessa notte a Fagarè. Nel mirino abitazioni, attività commerciali e auto in sosta, come accaduto in via Ortigara, dove probabilmente gli stessi individui hanno rubato dalle vetture parcheggiate nei giardini delle abitazioni soldi ed effetti personali, in un caso persino una borsa frigo abbandonata poi subito dopo, poco distante. Trovato sul garage da Drio che ha messo in mano sulla macchina e ha rubato i 2 o 3 soldi che gli era sul cruscotto e gli occhiali da sole. Nella stradina solo 2 le abitazioni risparmiate dai ladri, che in un caso hanno anche tentato di entrare in casa dalla lavanderia facendo però scattare l'allarme. Sono entrati in garage perché abbiamo visto che hanno preso qualcosa o l'hanno lasciato nel cortile. Non è un bel vivere? No, per niente, perché sì, o fanno qualcosa perché dopo la gente si ribelle, fanno loro. Ma prima di arrivare in via Ortigara i malviventi avevano preso di mira alcune attività commerciali a Bocca Callalta lungo la Postumia, ad iniziare dal bar La Mortadella intorno alle 2 di notte. Anche in questo caso le telecamere del locale hanno ripreso gli spostamenti dei ladri. Non hanno neanche scassato perché hanno tentato semplicemente di aprirle manualmente come se uno se la fosse dimenticata aperta la porta. Non riuscendo ad entrare si sono spostati sul retro facendo scattare l'allarme perimetrale che ha svegliato il titolare, che abita a poca distanza e che nel giro di alcuni minuti ha raggiunto il bar quando i malviventi erano ancora sul posto. Sensazione lascia un'esperienza del genere? Personalmente a me ha lasciato una brutta sensazione perché comunque ti senti veramente insicura al 100% di tutto quello che ti circonda. Alle 4 i ladri hanno tentato di introdursi nella farmacia Postumia. Anche qui sono le immagini delle telecamere a permettere alle titolari di ricostruire i movimenti dei ladri. Sono riusciti a sollevare un po' la serranda, quanto permetteva loro di poter poi con il piede cercare di sforzare l'infisso che però ha tenuto. A questo punto altro tentativo nel salone di Barbiere, in questo caso però il cognato del titolare ha disturbato i ladri, che allora si sono spostati appena qualche metro più in là, riuscendo stavolta ad introdursi nel negozio di tendaggi. Solo l'indomani, quando la proprietaria è arrivata per aprire l'attività, ha scoperto il disastro lasciato durante il furto. Ho visto che la porta era aperta e senza maniglia addirittura. Ho avuto un po' di paura di entrare perché non sapevo cosa aspettarmi. Un cartello sulla porta d'ingresso avverte i clienti che il negozio resta chiuso, scelta necessaria per rimettere tutto in ordine. Hanno messo tutto sottosopra, hanno calpestato tantissime cose, hanno portato via un computer e il fondo cassa. Non era mai accaduto in 30 anni di attività, racconta esasperata la titolare. I sacrifici che ci metti, che fai e tutto, dopo in una notte ti mandano tutto sottosopra. L'esasperazione dei commercianti, dei negozianti, l'esasperazione anche dei cittadini, come quelli che hanno visto più di una volta momenti di tensione in piazza Garibaldi a Padova. Lo ricorderete, l'assalto con la spranga al fast food. E allora in città, mentre si discute di zone rosse, c'è una raccolta firme promossa dalla Lega per chiedere sicurezza. Valentina Visentin, buongiorno. Sì, buongiorno. E proprio pochi minuti fa queste firme raccolte dalla Lega sono state portate al prefetto di Padova Giuseppe Forlenza. Firme di cittadini e commercianti per chiedere sicurezza. Le hanno raccolte in poche settimane. Leonora Mosco, capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, cosa chiedono i cittadini? Sì, devo dire che intanto non ci aspettavamo così tanta adesione da parte dei cittadini, e dimostrazione che in pochi giorni oltre 1000 firme raccolte dimostrano come ci sia una grande attenzione sul tema e soprattutto una grande richiesta da parte appunto di commercianti e residenti dei quartieri di aver più controllo del territorio, più presidio e quindi un maggiore senso di serenità e di tranquillità che oggi purtroppo non si vive in molte parti di Padova. Quindi noi con questo abbiamo voluto dire che accogliamo positivamente anche le zone rosse, perché la previsione di zone rosse significa poter dare una maggiore, una efficacia, sicurezza ai cittadini, e in questa linea speriamo che anche l'amministrazione comunale inizi a fare la propria parte, visto che in modo eccellente le forze dell'ordine già la stanno facendo ampiamente.
Qui con noi c'è anche Federica Pietrogrande, segretaria cittadina della Lega. Appunto, come Lega promuovete la possibilità di un'identificazione di zone rosse anche qui a Padova. Chiedete inoltre la dotazione di strumenti come il taser per la polizia locale. Sì, esatto. Consentire alla polizia locale di utilizzare il taser è una decisione che io trovo assolutamente necessaria da parte dell'amministrazione locale. È una possibilità che esiste ed è utilizzata in molte altre città italiane con ottimi risultati e consente a tutti coloro che si espongono in prima persona ogni giorno di avere uno strumento in più per consentire di garantire la sicurezza a tutti i cittadini. Con riguardo invece alle zone rosse, è evidentemente uno strumento che ha una connotazione di carattere giornalistico, che però di fatto viene promossa dal Ministero in tutta Italia, e chi è contrario alla costituzione delle zone rosse di fatto non ne ha capito realmente il senso. Non è una militarizzazione quanto piuttosto un attenzionamento di alcune zone particolarmente sensibili della città, e che prevede quindi un maggiore coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelle zone che ne richiedono l'espressione. È possibile dunque che già dalla settimana prossima possano essere individuate, lo si potrebbe già sapere con il prossimo Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, quando appunto questore e forze dell'ordine relazioneranno il prefetto su quali possono essere le zone considerate più sensibili a Padova. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Zone rosse, raccolte firme a Padova. A Vicenza invece un comitato di ordine pubblico e sicurezza oggi, questa mattina, firmato in prefettura il patto per la sicurezza urbana. Cosa prevede? Ce lo racconta Luisa Bertini. Dalle iniziative che regolano la movida cittadina alla videosorveglianza in rete, al disagio giovanile, così come le misure per la tutela degli esercizi pubblici, ma anche le zone attenzionate della città. Di questo e di altre misure si è parlato oggi in prefettura durante un importante vertice sulla sicurezza, in cui è stato firmato un protocollo sulla sicurezza urbana dalle forze dell'ordine e dal sindaco di Vicenza. Entrando proprio nel merito del protocollo, quindi non ci saranno zone rosse ma zone di attenzione, che cosa comporteranno? Comporteranno una maggiore presenza delle forze di polizia, un'intensificazione della videosorveglianza ove possibile e anche la possibilità di ricorrere al DASPO urbano in alcuni determinati casi, che saranno però segnalati dal Comune. Sono i sindaci per legge che fanno la segnalazione e il questore che adotta. E per quanto riguarda la videosorveglianza? La videosorveglianza è un tema molto ampio. Allora, il Comune già sta lavorando molto bene sul tema. Poi sono importanti anche gli impianti privati. Dicevo poco fa che il bando recente della Confcommercio ha avuto successo, ma nel senso che tutti quelli che hanno chiesto hanno ottenuto il finanziamento, ma sono rimasti dei soldi, quindi evidentemente ci sono ancora delle possibilità. Ecco, io invito i commercianti a fornirsi dove non l'abbiano, i commercianti, gli esercenti, le agenzie, tutti quelli che hanno un accesso aperto al pubblico. Così dunque a Vicenza, torniamo a Treviso, nella Marca trevigiana, a Preganziola, questione sicurezza con auto vandalizzate. Siamo già al lavoro con la polizia locale per collaborare con le forze dell'ordine e dare un nome al responsabile di questo atto. Ovviamente siamo sul pezzo per cercare di fermare questi episodi e per dare anche un forte messaggio che qui a Preganziolo questi atti non vanno commessi. La sindaca di Preganziolo Stocco assicura massimo impegno per dare un volto al responsabile dell'atto vandalico ai danni di un'auto in sosta nel parcheggio della stazione ferroviaria vicino alla chiesa. Il proprietario, una volta tornato a riprendere la propria vettura, ha trovato l'amara sorpresa: i vetri del finestrino in frantumi, circa 150 euro di danni per un bottino di pochi euro, qualche monetina trovata nell'abitacolo. Da qui la rabbia e la richiesta di maggiori controlli in una zona centrale del comune. Questa mattina con degli agenti di polizia municipale abbiamo presidiato quel territorio, quella zona, appunto anche per dare un segnale di presenza e di vicinanza. Preganziol non è nuova a vicende simili. Nell'agosto 2023 infatti i cittadini avevano denunciato diversi atti vandalici e furti ai danni di auto in sosta in piazza Cabin. L'amministrazione assicura che è allo studio un'implementazione del sistema di videosorveglianza già presente nelle zone centrali del territorio anche nelle aree più sensibili, un progetto favorito dalla convenzione appena rinnovata del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra Casier, Preganziolo e Mogliano.
Essere corpo intercomunale di polizia locale serve appunto anche a questo, poter intercettare fondi per implementare quelle che sono le strutture e i servizi che danno supporto appunto anche alla videosorveglianza e quindi ai presidi di sicurezza nel territorio. E poi ci sono le truffe, come la truffa del falso incidente di cui è rimasta vittima una 91enne di Cortina. Il bersaglio sono sempre gli anziani, purtroppo. Questa 91enne è convinta a consegnare a una presunta avvocatessa gioielli, orologi e denaro. Fortunatamente è stata individuata la truffatrice e denunciata dai carabinieri, che hanno recuperato l'intera refurtiva. Ci risiamo, la truffa dell'incidente ha fatto una nuova vittima martedì a Cortina. Una 91enne che vive da sola è stata raggirata da una finta avvocatessa che si è presentata alla porta della sua abitazione per ritirare la cauzione necessaria a liberare il proprio caro che aveva provocato un incidente. L'anziana ha consegnato alla donna ciò che aveva in casa, denaro, gioielli in oro e orologi per un ammontare di diverse migliaia di euro. Solo qualche ora più tardi, quando la 91enne ha visto rientrare a casa i propri cari, ha realizzato che nulla di quanto le era stato riferito rispondeva al vero. Immediata la denuncia dell'episodio ai carabinieri della compagnia di Cortina, che con indagini lampo, agevolate dalle immagini della videosorveglianza della zona, sono riusciti a individuare la truffatrice, una 50enne di origini partenopee rintracciata in un bed and breakfast a Belluno. La perquisizione della stanza ha consentito di recuperare l'intera refurtiva, che è stata restituita all'anziana, mentre la donna è stata denunciata a piede libero per truffa aggravata. Non fidarsi delle apparenze, neanche quando qualcuno vi chiama al telefono e dice di essere un carabiniere. Agganciate la telefonata e chiamate il 112. È uno degli innumerevoli consigli che l'Arma provinciale sta diffondendo con ogni mezzo alla popolazione bellunese. Brochure, cartoni del latte, incontri e conferenze per aiutare soprattutto gli anziani a riconoscere i tentativi di truffa. Messaggi rivolti alla terza età che debbono essere fatti propri una volta per tutte da familiari e amici di chi, pur vivendo una condizione di fragilità ma anche di relativo benessere, è la preda ideale di millantatori e malintenzionati. Non consegnate denaro o gioielli a nessuno per nessun motivo. Dobbiamo sfatare alcuni miti, che le persone che vengono fermate, portate in caserma o hanno degli incidenti stradali in qualche modo si possano risolvere i problemi pagando del denaro. Non è così, è una falsa informazione. E poi le rapine sempre più violente in questo periodo. Allora vi facciamo rivedere le immagini scioccanti delle telecamere di sorveglianza del negozio Trio Shop di via Piave a Mestre. In pieno giorno 2 pomeriggi fa, con i banditi che aggrediscono e picchiano il titolare e poi addirittura arrivano anche a denunciarlo per essersi difeso. Davvero una beffa. Le immagini che seguono sono davvero scioccanti. È il video della violenta rapina con la barbara aggressione avvenuta in pieno giorno a Mestre. Sono le 3:15 del pomeriggio. Il negozio assaltato è il Trio Shop, qui al civico 1 di via Piave, angolo via Circonvallazione. Fuori un apparente pomeriggio tranquillo. Dentro in negozio si sta scatenando l'inferno. Xin Chen, il titolare del market cinese, viene braccato, immobilizzato e preso a pugni al volto e ai fianchi dai 2 giovani rapinatori. Nel sottofondo le grida disperate della moglie. Feng Ping Huang urla per chiedere aiuto. Ecco il filmato. Il pestaggio nato dopo un acceso alterco. I commercianti, dai video delle telecamere di sorveglianza interne, vedono in diretta il furto di oggetti vari e ne pretendono il pagamento, mentre i 2 rapinatori, dopo essersi riempiti tasche e zaino della rifurtiva, non sentono ragione. Ad agire il ragazzo con il cappuccio blu sopra la testa e sneakers bianche, prima qui vicino alla cassa. Vabbè, senti i soldi, prendi quello. Allora io ho preso tutto via. E mentre l'amico con cappuccio nero e faccia coperta da una sciarpa che dal volto lascia intravedere soltanto gli occhi, si intrattiene con i commercianti chiedendo il cambio di un oggetto comprato in precedenza, è sempre il complice con il berretto blu a continuare ad arraffare quanto può, stavolta dal reparto ferramenta. Se tu non va bene cambiare il tuo cambiare, perché adesso non me lo cambi.
Viene picchiata anche la moglie, che prende a morsi uno dei 2 rapinatori, l'italiano, e il marito per difenderla insieme al bimbo di 7 mesi che si trova nel passeggino, a cui in precedenza i 2 aggressori hanno rovesciato addosso quanto si trovava sopra gli scaffali. Prende in mano un bastone. A finire denunciato con i 2 rapinatori anche il negoziante cinese per essersi difeso e aver difeso la propria famiglia con l'uso del bastone. Davvero impressionanti. Adesso invece impressionanti, a proposito di immagini impressionanti, quelle della densa colonna di fumo nero che ieri si è sprigionata per il vasto incendio in un'azienda di batterie a Trissino. Oggi il nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco anche per monitorare la situazione ambientale. Sono al lavoro anche questa mattina a Trissino le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari nell'azienda di batterie esauste in Viale dell'Industria, divorata da un incendio nel tardo pomeriggio di ieri. Una colonna di fumo visibile a distanza di chilometri aveva allarmato la popolazione. Grande il timore che sostanze pericolose presenti in azienda potessero essere disperse nell'ambiente. Il sindaco aveva chiesto ai cittadini in via precauzionale di chiudere le imposte e i serramenti. Attualmente sono ancora in corso in queste ore i prelievi e i controlli del personale ARPAV. Secondo indiscrezione, fortunatamente non sarebbero presenti al momento quantità di inquinanti ritenute pericolosi, ma si attende l'ufficialità dei bollettini. Resta il clamore e la paura di quanto accaduto. Il grande boato e le ripetute esplosioni delle batterie surriscaldate hanno sparato frammenti pericolosi nei dintorni. Danneggiata dal calore anche una cabina elettrica. Fortunatamente non ci sono stati feriti nonostante il forte rischio. La cronaca giudiziaria e i femminicidi. In tribunale a Padova ieri la seconda udienza del processo contro Eric Zorzi, accusato di aver ucciso nell'agosto 2023 l'ex moglie Nicoletta Rotaro inscenandone il suicidio. Nell'aula di tribunale è un film dell'orrore quello che va in scena, il racconto della vita coniugale di Nicoletta Rotaro, è un susseguirsi di violenze e umiliazioni. Nella seconda udienza del processo a Eric Zorzi, il marito accusato di aver ucciso la 39enne moldava nell'agosto del 2023 e di averne inscenato il suicidio, le amiche della donna hanno raccontato cosa è stata costretta a subire negli anni. Nel 2021 Nicoletta Rotaro era rimasta incinta per la 3ª volta e Zorzi l'ha costretta ad abortire, insultando la donna e la creatura che aveva in grembo, arrivando a dirle di buttare via il bambino. A dirlo, rispondendo alle domande del PM, un'amica di lunga data di Nicoletta, a cui la 39enne uccisa aveva confessato che in più occasioni era stata obbligata a concedersi al marito per la tranquillità familiare, per ottenere un pianoforte per la figlia maggiore o per poter fare un viaggio dai parenti in Moldavia. Lite frequenti, pressioni psicologiche, insulti e maltrattamenti erano costanti nel matrimonio. Un'amica aveva chiamato i carabinieri per segnalare la situazione. Nel 2023 la separazione. Eric Zorzi però minacciava di togliere le figlie e Nicoletta, in attesa del contratto a tempo indeterminato al lavoro, era rimasta a vivere nella casa insieme all'ex marito. Un episodio inquietante risale a 2 giorni prima della sua morte. Il 31 luglio Nicoletta ha raccontato ad un'amica di essersi svegliata con Eric accovacciato sopra di lei. Il 2 agosto 2023 la donna verrà strangolata mentre dormiva e poi adagiata in bagno con una corda che ne simulava il suicidio. Eric Zorzi verrà arrestato solo 7 mesi più tardi. A Conegliano invece l'incubo di una 29enne drogata, minacciata con un coltello e stuprata a turno da 2 uomini arrestati poi dalla polizia. L'hanno portata con una scusa in un'abitazione nella periferia di Conegliano. Una volta all'interno hanno fatto scattare la trappola. Hanno estratto un coltello, l'hanno minacciata e l'hanno obbligata ad assumere della droga. Poi l'hanno violentata in gruppo. La vittima è un'italiana di 29 anni. I fatti risalgono allo scorso mese di novembre. Le indagini serrate degli uomini della squadra mobile e dei poliziotti del commissariato di Conegliano hanno portato all'arresto dei 2 stranieri. Si tratta di un 30enne e un 38enne di origini senegalesi già aggravati da precedenti penali. L'esecuzione di queste ordinanze è un risultato particolarmente importante per la Polizia di Stato in provincia perché ha permesso di individuare e bloccare
2 persone in ipotesi accusatoria ritenute responsabili di un reato particolarmente grave, particolarmente odioso, commesso nei confronti di una giovane donna che ha avuto il coraggio di segnalare quanto accaduto. La giovane donna e i suoi aguzzini si conoscevano, una serata che si è trasformata in un incubo quando la vittima ha varcato la soglia della casa, un appartamento in cui i due si appoggiavano, hanno cambiato faccia. Le hanno puntato contro un coltello, le hanno fatto prendere contro il suo volere della cocaina. Quando ormai era in uno stato di semi-incoscienza, hanno abusato di lei sessualmente. Poche ore fa la polizia ha eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall'autorità giudiziaria su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso. L'accusa è grave: violenza sessuale di gruppo aggravata dall'uso di armi e dal traffico di stupefacente. I 2 sono stati portati nel carcere di Treviso. Pochissimi istanti di pubblicità, adesso rientreremo con la politica, quindi la questione regionali, corsa solitaria o meno della Lega, ieri le parole importanti di Salvini al Consiglio federale, vedremo anche quanto ha detto Giancarlo Gentilini a proposito di questo e poi dopo questo ci ricollegheremo con Christian Arboit per aggiornamenti da Spresiano, dal lago Lebandia. Squadra che vince non si cambia. E questo grazie anche alla forza della sinergia che si è creata soprattutto in queste settimane all'interno del partito, un partito granitico che ha una voce unica, quella che difende il lavoro fatto in questi 15 anni da Luca Zaia e dalla sua squadra. È lo stesso Alberto Stefani a confermare la totale sintonia e condivisione degli obiettivi fra Matteo Salvini e Luca Zaia, entrambi presenti al Consiglio federale della Lega. Riunito formalmente alle 14, già alle 15:20 le agenzie battevano la rinnovata e niente affatto scontata linea unitaria del partito. Cosa significhi per l'alleanza lo spiega lo stesso Stefani. Con la presa di posizione di oggi si spacca ufficialmente il centrodestra? Assolutamente no, quello che è successo oggi rafforza però la posizione della Lega in Veneto e soprattutto al tavolo delle trattative, perché il partito oggi è compatto su questa direzione. E su questo aspetto interviene il coordinatore regionale meloniano Luca De Carlo. La compattezza dei nostri alleati è sempre garanzia di un confronto sereno che sono sicuro porterà il centrodestra alla scelta del miglior candidato per guidare la regione per i prossimi 10 anni. Le parole di De Carlo: l'obiettivo del partito, della Premier, insomma, resta quello di evitare l'escalation nei toni. Certo, l'impresa è ardua anche perché i fronti sono molteplici. Noi lavoreremo per provare a riaprire il terzo mandato, nonostante un'impugnativa che c'è stata in campagna. Noi crediamo che in ogni caso il Presidente della Regione Veneto debba essere un candidato della Lega. Tra questi resta il nome del sindaco di Treviso, presidente ANCI Mario Conte, intervenuto sul tema regionali già a metà mattina. Speriamo possa essere Zaia, se non sarà Zaia un sostituto all'altezza lo troveremo, che ovviamente deve fare tanta strada per arrivare ai livelli di Zaia, però anch'io insomma a Treviso per raggiungere i livelli di Gobbo e Gentilini ho dovuto fare tanta fatica e ancora non li ho raggiunti questi livelli straordinari. Dopo il Consiglio federale si suona la gran cassa e questo nel giorno in cui si festeggiano i 45 anni della Liga Veneta, fondata a Padova nel 1980, una coincidenza che galvanizza i colonnelli. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava l'idea di pochi visionari, oggi è diventata realtà. Dall'ultimo dei nostri militanti, passando per il segretario Stefani, per il presidente Zaia e per il segretario federale Salvini, tutti noi siamo compatti nella difesa della nostra linea del Piave. La Regione Veneto è per la Lega irrinunciabile. Io penso che Zaia deve combattere per vincere. Se ha i numeri si vince, se non abbiamo i numeri siamo in democrazia, bisogna mollare l'osso. E quindi io appoggio in pieno Zaia, ma se non abbiamo la caratura particolare lasciamo agli altri. È una sofferenza, sai, perché ricordati che il Veneto lo abbiamo creato noi.
Se la Lega non ha i numeri per andare da sola, come è probabile, vada in coalizione e lasci il passo per la presidenza della Regione agli alleati di Fratelli d'Italia. Parola del grande vecchio del Carroccio Giancarlo Gentilini, secondo il quale spaccare il centrodestra sarebbe troppo rischioso. È un cambio generazionale. Io conoscevo il mio territorio, conoscevo i miei cittadini, non conosco i giovani. I giovani, Dio, patria e famiglia, credo che non sia più una bandiera delle nuove generazioni. La Lega rischia di farsi male da sola, secondo lo sceriffo. Più saggio cedere il passo al partito di Giorgia Meloni. Certamente, perché a me il rosso non va. A me amo altri colori. Fratelli d'Italia a me va bene. Ma sul nome del possibile candidato presidente di Fratelli d'Italia Gentilini non si sbilancia. Né il coordinatore regionale Luca De Carlo né l'europarlamentare Elena Donazzan lo convincono. Sono troppo politici, perché per diventare amministratori bisogna essere tanto amministratori e poco politici. La discesa in campo di Mario Conte, già delfino di Gentilini a Cassugana, lo sceriffo la benedirebbe solo se il successo fosse garantito. Non si può fare un balzo così tanto per farlo, bisogna avere una certezza della vittoria. Se hai i numeri mi va bene anche Mario Conte. E intanto si registra, e siamo tornati in diretta per la politica, anche le parole di stamattina di Zaia a Vicenza Fieraoro. Non so dire la posizione della Premier Meloni sul tema del terzo mandato, nel senso che c'è anche un tema di capo della coalizione di governabilità. Non ho queste informazioni, ha spiegato Zaia, sarà il segretario Salvini a discuterne con lei e a discutere all'interno della maggioranza. Credo sia fondamentale dire che noi siamo sempre stati assolutamente leali, così Zaia questa mattina, ma intanto il dibattito è acceso. Avete visto anche una parola, un esponente importante della Lega come Gentilini ha detto se ci sono i numeri bene, altrimenti si rischia di far vincere il centro-sinistra. Torniamo a Spresiano, abbiamo aperto con il giallo dell'auto inabissata nel lago Le Bandie di Spresiano, nel lago di Remo Mosole, la struttura, l'area di Remo Mosole. Sappiamo che si cerca una donna veneziana, il corpo di una donna veneziana, perché almeno i documenti, correggimi se sbaglio Christian, apparterrebbero a quelli di una donna veneziana che potrebbe essersi gettata nel lago. Forse c'è anche un corpo all'interno del lago. Tutto ancora abbastanza in fieri, come si suol dire. Christian? Sì, tutte ipotesi, è chiaramente la pista principale, ma non è l'unica e non può essere l'unica in questo momento. Il sommozzatore che vedete, grazie alle immagini di Nicoletta Rizzetto, è appena riemerso. Sono ricerche molto più complicate del previsto, a quanto pare molto più complicate del previsto, perché il lago è particolarmente profondo, parliamo di una cava dismessa, quindi non si esclude in questo preciso istante che possa entrare in azione anche un robot, cosa che era successa, se ti ricordi Nicola, nell'agosto del 2023 al Lago Morto di Vittorio Veneto. Remo Mosole, siamo in diretta. Remo Mosole lo conoscete tutti, è proprietario dell'area. Che cosa ci può dire chiaramente con la massima cautela del caso? E allora la macchina ha preso velocità prima di abissarsi, fa via di 30 metri, non sappiamo se è andata a monte o se è andata a valle. C'è la direttrice, ma se lei era girata o a destra o a sinistra può spostarsi anche 60 metri, non è facile trovarla. Loro la trovano, o fra un'ora o fra due la trovano. Quanto è profondo questa cava? Siamo 22-23 metri, 24, siamo autorizzati di più, ma abbiamo scavato meno. Tanto per la gente che deve scrivere e sapere, si poteva scavare di più perché siamo autorizzati 50 metri e siamo 22-23 metri. Quindi insomma la profondità non può essere
Al massimo 25 metri. 25, anche 30 metri, perché quando scavi con una macchina non la controlli, ma noi siamo stati prudenti perché abbiamo costruito il TIC, non si può costruire il TIC e scavare davanti 50 metri, perché stiamo valendo il TIC sul lago. Le scarpate sono tutte consolidate, sono tutte perfettamente fatte qui sassi, perché qua non vive né zanzara, non vive niente, è un territorio sano, robusto, cosa come. Questa ha fatto una scelta, sembra che le telecamere prima di buttarsi dentro abbia girato 4-5 ore. Ecco, quindi ci sono, lei ci dà questo elemento, ci sono delle telecamere. Lei non voleva farsi trovare, bastava non lasciarsi i documenti sulla riva, sull'asfalto, la coperta, la carta d'identità, cosa come, voleva che uno la trovassi, perché sennò chi sapeva chi è sotto. Quindi le telecamere dell'area ci dicono questo, e quindi ieri sera è arrivata ieri sera. Lei sembra che dalle 6 ieri sera che ha cominciato a viaggiare avanti e indietro, non sapeva mai dove buttarsi, cosa fare, cosa non fare. Sembra che ha deciso verso le 11 e mezza, non so io quanto, ha deciso di buttarsi. E quindi le immagini dicono questo, insomma, l'auto c'è al 99. Le telecamere, perché non era presente nessuno, perché qua c'è gente che viene a dormire in albergo, c'è movimento, c'è centinaia, migliaia di persone che passano, cose come. Hai capito? Ecco, lei stamattina, Mosole, mi diceva questo è un posto che io ho voluto costruire, ho voluto fortemente per la comunità come una cittadella della salute. Lo dico direttamente, chi bacica qui l'ago, le bandie davanti al TIC, cosa come, più giri fanno, ma non vanno meno del medico e vivono più a lungo, perché qua c'era una signora che era morto il marito, che era piena di debiti, è venuto qui per negarsi, l'ho trovata anche ieri, guarda caso, ha fatto il giro del mezzo lago, che è stato in fondo, vedi in fondo, voleva buttarsi, ha detto ma perché devo negarmi? È andata dal parrucchiere, si è fatto i capelli rossi, si è comprato un bel vestito e adesso viaggia sanamente. Qua dovrebbe essere un territorio sano, ma questa non sappiamo perché abbiamo chiamato. Ci spiacciono ovviamente. Abbiamo chiamato. È anche roba da dirlo, queste qua. Poi se faccio di tutto perché la gente si trova bene, perché dalle altre parti del mondo non c'è nessun territorio che si lavora e la gente lo visita, perché sabato c'era 2000 persone che va avanti e indietro, perché tra l'acqua, il verde, il risanamento, la tranquillità, cosa come, uno va a casa con un'altra mentalità, perché per star bene, lo dico in diretta, lo dico io che domani complisco 91 anni, per star bene bisogna pensare bene, se pensi male sei già morto. Io non vado mai dal medico, mai. Io ho diversi dipendenti, no? 400, sempre malati, e come mai non sembra male mai sottoscritto? Perché bisogna pensare bene, no? Grazie Mosole. Lei rimane qua ovviamente per monitorare un attimo. Rimango qua perché io vorrei fare 1000 cose, ma come faccio ad andare via? Voglio sapere chi cosa e come, perché, chissà, può darsi che l'hanno anche buttata dentro. E chi cosa dice? Come fai a sapere? Vediamo come la troviamo. Può darsi che sia anche, non so, non dico nient'altro. Mosole, grazie infinite. È messa dentro e si vedrà come. Grazie davvero Remo Mosole per questa sua testimonianza che aggiunge dei dettagli importanti, quindi ci sono delle telecamere che hanno ripreso almeno la scena iniziale. Nicola, so che i tempi sono contingentati, noi chiaramente rimaniamo qui con Nicoletta Rizzetto per il momento dal Lago delle Bandie. È tutto mentre proseguono senza sosta le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del Fuoco. A te la linea. Grazie a Cristian Arvoit. Quindi insomma possiamo dire che al 99% si è trattato di un gesto estremo, lo diceva Remo Mosole, le telecamere hanno ripreso quest'auto che prende velocità, che a lungo è rimasta in zona come se dovesse decidere cosa fare, e poi l'auto si è gettata di fatto nel lago, e a quanto pare dovrebbe trattarsi di una donna veneziana, quella che ha lasciato poi i documenti, diceva Remo Mosole, questa cosa particolare, voleva farsi trovare, altrimenti non avrebbe lasciato i documenti. Vedremo allora quando sarà recuperata l'auto nel lago. Una tragedia che probabilmente riguarda una donna, una tragedia che riguarda una giovane donna, quella
di Chiara Iaconis. 4 mesi fa, lo ricorderete, era ai Quartieri Spagnoli a Napoli con il fidanzato in vacanza, colpita e uccisa da una statuina che era caduta da una finestra, ovviamente per un incidente terribile. 4 mesi dopo c'è ancora grande amarezza nelle parole di papà Gianfranco Iaconis. Sono passati 4 mesi da quel maledetto 15 settembre in cui Chiara stava passeggiando per Napoli e è andata incontro al suo drammatico destino. 4 mesi senza ancora alcune risposte, soprattutto forse senza le parole, quella parola scusa che nonostante il dolore ad una famiglia farebbe un po' bene, sarebbe un po' un balsamo. Sì, ha proprio ragione, cioè quello che manca non è la parte della giustizia, perché avrà il suo corso, hanno 6 mesi di tempo per sciogliere, per depositare gli atti, quindi prima o dopo si arriverà a una conclusione dal punto di vista della giustizia. Quello che manca è quello che diceva lei, proprio una parola di scusa, cioè un prendersi le proprie responsabilità, perché quel fatto che è accaduto a Napoli, come ho già detto, avrebbe potuto succedere in qualsiasi altra parte del mondo, però appunto un uomo dovrebbe assumersi la propria responsabilità, dire non l'ho fatta apposta, sono stato io, e andare incontro a alle conseguenze di questa sua responsabilità. Quello che manca appunto è questa presa di responsabilità che avrebbe dovuto esserci e ancora non c'è. Qui c'è un'azione umana, non un fabbricato da cui è caduto un cornicione, una tegola. Qui c'è un'azione umana, quindi è proprio una responsabilità personale di questi signori. Un'assenza di scuse che pesa sul dolore immenso della famiglia di Chiara, che attende il corso delle indagini, certi e fiduciosi della giustizia. Papà Gianfranco è sicuro che la verità verrà fuori, ma ammettere le responsabilità sarebbe stato un segno importante in questa triste storia che ha strappato per sempre il sorriso e l'affetto di una figlia alla sua famiglia. Ci può lasciare con un ricordo di Chiara? Sono tanti i ricordi di Chiara. Forse quello che mi viene in mente adesso è il sorriso e l'abbraccio. Quando lei tornava da Parigi in aereo, andavo a Venezia a prenderla. La commozione di papà Gianfranco. 4 mesi sono ancora troppo pochi per chiudere questa ferita terribile. Cambiamo argomento. Aveva già lanciato l'allarme qualche settimana fa proprio ai nostri microfoni l'avvocato Fabio Capraro, che si batte lo sapete, da tempo e da anni sulla questione velocità, autovelox eccetera. Aveva già lanciato l'allarme l'avvocato su come alcuni farmaci, alcuni medicinali possano influire sulla positività dei test salivari previsti dal nuovo codice della strada. Questo allarme ora viene rilanciato anche da Farmacie Unite, che chiede un intervento urgente di AIFA. C'è un vero e proprio caos e molti cittadini sono preoccupati perché non sanno se rischiano una multa anche se non hanno assunto né sostanze stupefacenti né alcol, ma semplicemente ad esempio degli ansiolitici. Con la riforma del codice della strada, le persone che assumono determinati farmaci guidano su un terreno minato. Questo perché le nuove regole equiparano l'uso di alcuni medicinali alla guida sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti, con sanzioni che arrivano alla sospensione della patente. Questo è l'allarme lanciato da Farmacie Unite, che spiega come medicinali comunemente prescritti come ansiolitici, antidepressivi, antiepilettici e antistaminici possano generare falsi positivi nei test salivari previsti dalla nuova normativa. Se le sanzioni sono chiare, continua la nota del Sindacato Nazionale dei Farmacisti, ad oggi non è chiaro quali siano esattamente i medicinali che possano essere mal interpretati dai test. Gli automobilisti sono preoccupati e i farmacisti non sono in grado di fornire risposte esaustive.
Per questo Farmacie Unite si è rivolta ad AIFA per chiedere che vengano fornite linee guida precise sia per i farmacisti che per gli automobilisti, accessibili a tutti per sapere esattamente quali medicinali possono interferire con i test. In attesa di comunicazioni da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco, il consiglio è di rivolgersi al proprio medico, invito rilanciato anche da ACI Treviso. Se c'è un farmaco che poi dà qualche problema sull'alcol test e soprattutto a livello di guida ci deve essere un parere, secondo me, tecnico del medico che deve comunicare al paziente che questa situazione deve essere gestita nella maniera più opportuna possibile, perché se no creiamo confusione. Va bene, allora adesso, lasciata la cronaca, ci separiamo qualche minuto per la pubblicità, poi è venerdì come sapete, quindi è il momento di Ecovisioni e partiremo con Andrea Ferrazzi, un importante ospite, parlando di energia e geopolitica. Perché? Partiremo proprio da un fatto che insomma ha suscitato scalpore, perché Donald Trump ha delle mire importanti sulla Groenlandia, c'entra l'energia e non solo, c'entra l'economia, gli interessi economici. Fra pochissimo con Ecovisioni. Rieccoci allora, Ecovisione. Lo dicevamo prima della pubblicità, parliamo di energia, geopolitica e clima. Buongiorno e ben ritrovato Andrea Ferrazzi. Buongiorno a tutti. Lo vediamo collegato via Skype, a fianco a lui il senatore Alessandro Alfieri. Buongiorno senatore. Eccoci, ben trovati. Allora, perché lei è un esperto, diciamo, di affari esteri, ha lavorato anche a lungo al Ministero degli Affari Esteri, con lei cerchiamo di capire insieme a Ferrazzi un po', torniamo a parlare di geopolitica, un tema che abbiamo già affrontato legato all'energia, ma ci torniamo oggi perché diventa sempre più attuale soprattutto quando una mattina ci svegliamo, leggiamo il giornale e scopriamo che Trump vuole la Groenlandia. Non è un delirio, c'è un motivo ben preciso. E allora Ferrazzi, parto da lei: perché Trump e non solo vuole la Groenlandia? Perché da un paese, da una terra, anzi, perché sappiamo che è di fatto della Danimarca, da una terra che nessuno vuole diventa improvvisamente una terra che tutti vogliono, in primis il neopresidente degli Stati Uniti Trump. Che succede in Groenlandia? Perché la Groenlandia? Ma sa, la Groenlandia è una terra, a dire il vero, sembra rivendicata da tempo anche da molti. La stessa Cina ci aveva messo il naso, ci aveva messo le mani sopra, gli Stati Uniti hanno già una base navale. E la questione vera è però che sta assumendo nella configurazione geopolitica internazionale un'importanza via via maggiore e diventerà probabilmente di un'importanza strategica. È un po' paradossale se la guarda semplicemente con gli occhi del passato, perché insomma è una penisola certamente di estensione notevole, è 7 volte l'estensione dell'Italia, però ha 57.000 abitanti, cioè a meno di 1/1000 degli abitanti dell'Italia. E però cosa sta avvenendo? Sta avvenendo che sta intrecciando direttamente quelle che sono le due grandi transizioni che stanno modificando il nostro pianeta, cioè la transizione digitale e la transizione ecologica. Transizione digitale perché si è scoperto che la Groenlandia non ha solamente, diciamo, dei importanti giacimenti di petrolio, di gas, storicamente appunto già conosciuti e in parte anche sfruttati, ma anche degli importantissimi giacimenti, una delle terre più ricche delle terre rare, cioè di quelle terre assolutamente fondamentali per sviluppare la transizione digitale, che è appunto la grande transizione che sta modificando strutturalmente il livello di competizione a livello internazionale. E dalle immagini che vedevamo prima poi si scopre un'altra questione: il cambiamento climatico in corso sta comportando lo scioglimento dei ghiacciai di tutta la calotta artica. E questo cosa comporta? Comporta il fatto che sta diventando quindi la Groenlandia un luogo di interconnessione fondamentale, a motivo del fatto che, a differenza che nel passato, via via quelle acque diventano di volta in volta sempre più navigabili. Lei tenga in considerazione peraltro che siamo dinanzi
a un fenomeno di scioglimento di ghiacciai, del ghiaccio in generale, che è drammatico, perché solo negli ultimi 30 anni si è sciolta in Groenlandia una quantità di ghiaccio pari all'estensione del Veneto. Ogni giorno la calotta glaciale, complessivamente intesa, perde 30 milioni di tonnellate di ghiaccio all'ora. Quindi vede, negli ultimi 30 anni, nell'ultimo decennio, c'è stato un aumento del traffico in quelle aree, del traffico marittimo del 37%, che è molto limitato, ma nel breve periodo, nel medio periodo soprattutto, potrebbe davvero modificarsi strutturalmente, no? Strutturalmente l'andamento del traffico, e quindi ecco che l'attenzione in quel mare, che è stata fondamentalmente guidata nel Novecento dalla Russia, con tutta anche i rompighiacci, con la flotta di rompighiacci più importanti al mondo, sta diventando via via crescente, e quindi c'è questa attenzione da parte del mondo, e quindi anche da Trump, che col proprio stile, diciamo, del tutto personale, ha raccontato di questo interesse diretto. Poi possiamo anche commentare, se vuole, quest'altra immagine che è interessante dal punto di vista proprio ce la può dei commentare tempi. perché vorrei capire se si sciolgono i ghiacci cosa succede ai traffici. Stiamo vedendo proprio due rotte completamente diverse ma emblematiche. Guardi, qui è un esempio molto concreto, cioè proprio molto chiaro. È il collegamento tra un porto importante della Cina e il porto più importante d'Europa, cioè il porto di Rotterdam. E attraverso il tragitto classico, quello rosso, attraverso il canale di Suez, i giorni sono 48 giorni, appunto, il tempo sono 48 giorni di navigazione contro i 35 diciamo della rotta del nord. E tenendo in considerazione il fatto certamente che la rotta del nord storicamente non era sempre aperta per via dei ghiacci, ma il cambiamento climatico sta aumentando la temperatura, quindi diventa sempre più aperta, e quindi arriveremo a breve a una navigabilità estesa quasi a tutto l'anno, diciamo così. E poi, come ci spiegherà il senatore Alfieri, il mare che viene attraversato e i luoghi che vengono attraversati della rotta del sud sono rotte assolutamente delicate e anche pericolose. Pensiamo per esempio a quello che sta avvenendo con gli attacchi terroristici ai convogli del Mare Rosso. Quindi diventa la rotta del nord più conveniente dal punto di vista del tempo, quindi dal punto di vista dei costi e quindi anche dal punto di vista della sicurezza. Alfieri, è questo lo scenario che ci troveremo di fronte a breve? Sì, perché la transizione ecologica e digitale impatta su tutto questo, anche sulla geopolitica, sui rapporti di forza fra i grandi paesi. Questo 2025 è iniziato con una notizia molto importante, poco riportata dai nostri giornali, e cioè il fatto che all'interno dei BRICS, cioè quel raggruppamento che mette insieme storicamente Brasile, Russia, India e Cina, a cui nel 2010 si è aggiunto il Sudafrica, dall'anno scorso sono entrati a farne parte anche l'Egitto, gli Emirati Arabi, l'Etiopia e l'Iran, e notizia di questi giorni apre anche all'Indonesia. Indonesia, quasi 300 milioni di abitanti, in quella riga rossa, in quel percorso rosso, è uno dei posti da cui passa la maggior parte del commercio mondiale. Lo stretto di Malacca è uno dei colli di bottiglia più importanti in assoluto nel percorso fra la Cina, il Mediterraneo e l'Europa. Vuol dire che noi abbiamo un blocco ormai che mette insieme quello che una volta si sarebbe detto l'est del mondo e il sud del mondo, che ammonta a quasi il 50% della popolazione mondiale e più di un terzo dell'economia. Quindi stiamo parlando di un blocco che, se noi non siamo capaci di disarticolare, in qualche modo metterà in scontro, in confronto the West against the rest, l'Occidente contro il resto, e sarebbe un grosso errore. Abbiamo bisogno invece noi di mantenere rapporti positivi con il Sud America, con il Brasile, l'Argentina. Abbiamo bisogno di mantenere rapporti privilegiati con l'India, come si sta facendo. Non basta più la strategia degli Stati Uniti, che manteneva appunto con alcuni di questi paesi, pensiamo all'Indonesia, pensiamo all'India, accordi di tipo militare per in qualche modo contenere il gigante cinese. E oggigiorno non basta più appunto alla Belt and Road Initiative, la cosiddetta via della seta, e i BRICS sono un luogo dove la Cina può ampliare questa sua strategia
rispetto ai vecchi strumenti nostri, il G7 insieme all'Unione Europea, con un'Unione Europea alla sfida di Trump e quindi con tutto il tema dell'autonomia strategica. Abbiamo bisogno di costruire anche noi reti di relazioni importanti con l'Africa soprattutto, e qui c'è il progetto che però rischia di essere solo italiano del piano Mattei, ad esempio in campo. Servirebbe, e ci sono strumenti, il Global Gateway è uno di questi, cioè come noi in Africa e in alcuni paesi dell'Asia mettiamo in campo progetti che sono sì infrastrutturali per controbattere l'azione della Cina, ma anche di tipo valoriale, di accordi in cui ci accomunano principi e la difesa delle democrazie liberali. Dobbiamo aiutarli in qualche modo a maturare delle alleanze con noi che non sono solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dei valori. Insomma, un quadro in grande evoluzione su cui appunto si innestano poi interessi economici e queste azioni un po' disordinate di Trump. Ma lei come la giudica l'azione disordinata di Trump? Guardi, le faccio una battuta. Uno degli ultimi comizi di Trump al Madison Square Garden prima della sua vittoria fece tutto un comizio contro l'Europa, popolata da debosciati che non investono nella difesa per difendere i propri continenti, che inondano di merci gli Stati Uniti facendo in qualche modo i danni delle imprese degli Stati Uniti. È chiaro che dal giorno dopo si è al lavoro per trovare dei punti di contatto. Lo stesso nel momento in cui lui butta fuori una card sui social, sul suo social, in cui mette il 51esimo Stato, il Canada, che fa un po' sorridere, che vuole prendersi la Groenlandia, cosa che aveva già tentato di fare la prima volta, oppure che vuole invadere anche con l'uso della forza il canale di Panama, ecco, e per dire: attenzione Cina, io so che tu hai già 2 porti sui 5 a Panama, attenzione Cina, so che stai provando a ottenere delle concessioni in Groenlandia dopo che stai facendo incetta da tutte le parti nel mondo di terre rare e di materiali decisivi per transizioni ecologiche e digitali, e lo stesso con il Canada, per dire queste 3 realtà devono fare accordi privilegiati con gli Stati Uniti e non con altri soggetti. È il suo modo, diciamo, da cowboy con la pistola in mano di porre dei temi che però hanno a che fare appunto con la geopolitica e con le cose che diceva il collega Andrea Ferrazzi. Ecco, allora Ferrazzi, ripartiamo da qui. Sono messaggi chiari questi di Trump alla Cina soprattutto, ma non solo, è così? Sì, all'interno di una destrutturazione complessiva dei vecchi blocchi del Novecento, e di questo dobbiamo tenerne assolutamente evidenza. Il Novecento è stato soprattutto, diciamo, dopo la Seconda Guerra Mondiale il secolo della contrapposizione tra i 2 grandi blocchi, il blocco occidentale contro il blocco sovietico. A dire il vero, dopo la Prima Guerra Mondiale c'era stato, con la grande intuizione di quello che poi fu in nuce l'idea delle Nazioni Unite, e c'era stato anche il tentativo di costruire in qualche modo, per quanto compatibile con quel secolo, una forma di società delle nazioni, di rapporto multilaterale. In realtà la Seconda Guerra Mondiale ha poi raccontato un'altra cosa con i suoi effetti, e dopo la caduta del muro di Berlino c'è stata quella fiammata, diciamo, dell'Occidente, in cui qualcuno ha addirittura immaginato la fine della storia e quindi la vittoria del blocco occidentale e quindi un mondo, diciamo, fondamentalmente unipolare. Ecco, una considerazione che è stata dimostrata falsa dalla storia, è stata falsificata, e ora siamo in una situazione pericolosa, siamo in una situazione che possiamo definire di apolarità, cioè non c'è il luogo della decisione, perché alcuni grandi conflitti che hanno attraversato, diciamo, la seconda metà del Novecento sono stati in qualche modo affrontati e anche risolti appunto dalla dialettica dei 2 blocchi. Quando mancano i luoghi della decisione, invece, quello che può succedere a livello politico complessivo diventa difficile da affrontare. Rischiamo appunto il caos. Il rischio del mondo apolare, cioè del mondo dove non c'è il luogo della decisione, è esattamente il caos. E le Nazioni Unite hanno di fatto indebolito, si sono viste indebolire in maniera drammatica la loro capacità di incidere sulle decisioni. I singoli conflitti sono lasciati
non si capisce bene nelle mani di chi, basta vedere quello che sta avvenendo nel conflitto a Gaza oppure in quello dell'Ucraina, cioè ci sono dei tentativi, diciamo, di trovare delle ricomposizioni a livello complessivo. Non c'è dubbio alcuno che la Cina in questi ultimi anni ha accelerato moltissimo, ha accelerato nel suo essere potenza economica anche nei settori emergenti, nei settori della transizione ecologica in particolare, ma adesso sta cercando anche di recuperare il tempo perduto nella transizione digitale e nell'intelligenza artificiale, e non c'è dubbio che gli Stati Uniti si sono visti un po' erosi in questa primazia e stanno cercando in qualche modo di rispondere. Ora, quello che diceva il senatore Alfieri, la ricomposizione attorno alla BRICS, il fatto che per la prima volta il G7 o anche il G20 conta meno anche dal punto di vista economico di questi altri paesi del BRICS, il fatto per esempio che ci sono nuove forze emergenti nella geopolitica internazionale, cioè l'accordo che si sta facendo a Gaza ha visto per esempio il Qatar come elemento centrale nella discussione. È un Qatar che, come spiega molto meglio di me il senatore stesso, ha una equidistanza, addirittura dialoga con l'Iran, finanziava Hamas, e tra l'altro con l'accordo con Israele, ma contemporaneamente ospita le portaerei nelle basi militari degli Stati Uniti, con le basi militari degli Stati Uniti del proprio territorio. Cioè c'è davvero una riconfigurazione del mondo, e questo apre una grandissima sfida per noi e per l'Occidente complessivo. Ecco, l'ho detto Ferrazzi, Alfieri, ci sono questi paesi emergenti nella nuova geopolitica. Quali sono? Li ha un po' accennati anche Ferrazzi. Ma citavo prima l'Indonesia, quasi 300 milioni di abitanti, un'economia in impetuosa crescita, a cavallo tra la collaborazione inevitabile con la Cina, esporta il 26% delle proprie merci nei confronti della Cina, ma ha accordi militari con gli Stati Uniti, che sono sempre stati attenti ad avere una serie di alleanze con la Corea del Sud, con il Giappone, con l'Australia, l'India stessa, ma l'Indonesia in un'ottica di contenimento della Cina. Altri attori importanti sono la Turchia. La Turchia ormai è egemone nel Mediterraneo, sta sopravanzando la Russia. L'operazione in Siria è evidente, spalleggiata dai turchi, e quelli che erano gli eredi di Al-Qaeda e dell'ISIS si sono rifatti la maschera e adesso utilizzano toni moderati. Turchia da una parte e Qatar, che sono esponenti dell'Islam politico, sono sunniti ma esponenti dell'Islam politico, i pochi che rispetto alle monarchie del Golfo invece hanno ottenuto i rapporti con l'Iran. E la Turchia è cresciuta molto in Mediterraneo, è presente in Libia, adesso è presente in Siria, da cui la Russia se n'è dovuta andare dalle sue basi, le basi di Latakia, la base aerea, e quella di Tartus, la principale base navale. Quindi la Turchia è sicuramente un altro di questi paesi emergenti dal punto di vista economico, militare, ma anche di egemonia sul Nord Africa e sul Medio Oriente. Il Qatar è un caso particolare, è sicuramente una potenza in crescita, una potenza che sta crescendo anche negli investimenti della difesa, collabora con l'Italia, abbiamo parecchi accordi di collaborazione, ma soprattutto è una sorta di quello che era la Svizzera durante la guerra fredda. Si incontrano i servizi segreti dei principali paesi, una sorta di zona franca, non vengono compiuti attentati in quel posto, sono quelli che tengono aperti i rapporti appunto con Hamas, li finanziavano, con l'Iran, con cui hanno collaborazioni da tempo in alternativa all'Arabia Saudita, ma allo stesso tempo ospitano la principale base militare americana nell'area. Quindi queste contraddizioni hanno fatto sì che potessero dialogare con chiunque. Quando Trump ha deciso prima riservatamente e poi apertamente di trattare con i talebani, ha scelto Doha. Doha è il luogo in cui si sono trovati i capi delle principali agenzie di intelligence per arrivare a una tregua a Gaza. Bill Barnes, capo della CIA, si incontra con David Barnea, il capo del Mossad, insieme al ministro Al-Thani, al primo ministro Al-Thani del Qatar. Quindi è un luogo centrale, è in ascesa per questo, perché ha un ruolo diplomatico inestimabile, riuscendo a parlare un po' con tutti. Ed è quello stesso Qatar che fa investimenti importantissimi a Milano e in Italia. Ecco, quindi dobbiamo stare attenti perché sta cambiando davvero la geopolitica mondiale e forse bisogna aggiornare anche i luoghi. Il G7 probabilmente non è più lo strumento
migliore, ma forse è il G20 il luogo in cui noi ci confrontiamo con gli altri blocchi. A proposito di questo, si parlava prima del mondo apolare e di una quindi pericolo di una incapacità decisionale. Cosa deve fare l'Europa, cosa deve fare il nostro paese, e quindi allargando di più l'Europa e il patto atlantico per come dire, trovare una via in questo mondo apolare? C'è una strada obbligata che si chiama Europa politica. Probabilmente non riusciremo a farlo a 27, il massimo dell'espansione dell'integrazione 27 io penso l'abbiamo ormai raggiunta, magari possiamo aumentare la collaborazione sulla difesa europea. Io penso si debba avere il coraggio, come fu fatto per l'euro, di agire anche fuori trattato e di mettere insieme i paesi che ci stanno, i grandi paesi, Italia, Germania, Francia, Spagna, devono essere coloro che gettano il cuore oltre l'ostacolo e costruiscono la difesa europea. Difesa europea è l'anticamera dell'Europa politica. Solo così noi non ci limiteremo a mettere la solita frasetta che mettiamo alla fine dei consigli europei davanti alle tragedie nel mondo, il ritiro affannato e affannoso dall'Afghanistan in cui abbiamo fatto una figuraccia, il fatto che non riusciamo a toccare palla nella crisi israelo-palestinese, in tutte le principali crisi mondiali, perché siamo divisi e quindi non più quella Europe deeply concerned, Europa profondamente preoccupata, ma la difesa europea come aveva pensato De Gasperi, perché De Gasperi, che guardava a lungo, sapeva che l'Europa politica, cioè gli Stati Uniti d'Europa, li avremmo fatti solo se avessimo messo insieme gli uomini che si erano combattuti nei 50 anni precedenti. Quindi la difesa europea è fondamentale per fare l'Europa politica, per poter parlare con una sola voce, quindi contare nei grandi conflitti internazionali. Se no saremo solo una provincia del grande impero occidentale dominato dagli Stati Uniti contro il grande impero orientale e a questo punto anche del sud del mondo egemonizzato dalla Cina. E Ferrazzi, noi siamo partiti parlando del scioglimento dei ghiacci, ma non è solo lo scioglimento dei ghiacci, è il cambiamento climatico, si dice, no? Che cambia la geopolitica. Allora commentiamo insieme questa slide, la slide 4, chiedo alla regia, che riguarda proprio eccolo qua, questo è il mondo oggi ed è questo il mondo, la situazione che sta cambiando tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è così? Ma questa è un'immagine molto interessante, no? E racconta come come il clima sta modificando i deserti a livello mondiale. E lei può vedere che nell'arancione ci sono i deserti attuali e poi via l'arancione meno tenue e poi il giallo sono quelli che arriveranno a breve, purtroppo. E il processo di desertificazione è un processo ormai avviato da tempo e sta accelerando in alcuni casi anche in maniera maggiore di quanto era stato previsto anche dagli scienziati. E lei può vedere come nel medio periodo rischiamo di avere una desertificazione a livello mondiale che triplica l'attuale desertificazione presente a livello, diciamo, planetario. Non più quindi il Sahara, non più quindi la penisola arabica, alcune zone, diciamo, del centro dell'Asia e del Cile, ma invece via via una progressiva espandersi, guardi, fino ad arrivare al Mediterraneo, perché tutte le previsioni raccontano che tra le varie zone del mondo il bacino che rischia di avere un aumento della temperatura più incidente è esattamente il bacino del Mediterraneo. Alcuni studi raccontano addirittura di un rischio più 4 gradi centigradi già nel 2030. Capisce che se questo dovesse avvenire, spero che non avverrà, sarebbe veramente una catastrofe. L'altra settimana, se lei si ricorda, avevamo ospite il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato. Certo. E con lui si ragionava come sta modificando addirittura la produzione agricola nel nostro paese. La crisi della siccità in Sicilia la scorsa estate ha comportato una diminuzione dei 2/3 della produzione delle arance. La Sicilia è il maggiore produttore di arance a livello nazionale e addirittura la trasformazione delle coltivazioni in quelle zone in prodotti che sono di origine tropicali, l'avocado, il mango e via dicendo. E via via una progressiva, diciamo, innalzamento verso nord del nostro paese e verso le terre alte
delle coltivazioni che storicamente venivano sviluppate all'interno delle pianure oppure nel sud Italia. Cioè, vede, l'incidenza è diretta dal punto di vista della produzione agricola, l'incidenza è diretta dal punto di vista dello sviluppo delle malattie, l'incidenza è diretta dal punto di vista economico e poi l'incidenza è diretta anche dal punto di vista dell'emigrazione, perché la conferenza di Nairobi ha già raccontato in maniera scientificamente inattaccabile che già oggi il primo motivo di migrazione a livello mondiale è la siccità. Sono migrazioni che sono soprattutto intercontinentali, per esempio in Africa da un paese all'altro, ma un 10% arriva anche per esempio nei paesi degli altri continenti, come per esempio l'Italia o l'Europa nel suo complesso. E quindi affrontare la questione del cambiamento climatico è anche conveniente dal punto di vista della gestione, se vogliamo, dei flussi della migrazione, oltre che per tutte le altre convenienze dirette e indirette che si possono verificare. Tenga conto peraltro che c'è un'altra questione che non è per nulla secondaria, ma l'inasprimento delle situazioni climatiche, per esempio nel Sahara, nel Sahel, nel sud del Sahara, soprattutto nel Sahel, e sta modificando strutturalmente l'economia pastorizia di quelle aree. Per cui i pastori non hanno più la possibilità di esercitare la loro secolare attività e quindi diventano persone nella disponibilità, per esempio, dei movimenti islamisti, fondamentalisti e del terrore che si stanno sviluppando in quelle aree e che sta diventando quello davvero un focolaio pericolosissimo anche per la sicurezza dell'Europa. Come vede è tutto collegato. Terreno fertile per il terrorismo, ne parlammo con Marco Minniti in una bella puntata, una delle tante belle puntate che abbiamo affrontato. Un'altra mappa, stesso mappamondo, ma situazione diversa, perché vedrete nella slide 5, chiedo alla regia Alessandro Granziere e Simone Merlo, la slide 5 ci mostra, eccolo qua, i choke points che vorrei far commentare al senatore Alfieri. Cosa sono i choke points? L'abbiamo affrontati sempre con Ferrazzi in una puntata precedente. I colli di bottiglia si chiamano così, e cioè i passaggi obbligati per le rotte commerciali, perché ci sono le rotte commerciali e poi ci sono dei passaggi obbligati. Vogliamo commentare insieme questa mappa e capire come si potrebbe evolvere? Sì, come raccontavamo prima, potrebbe evolvere perché le rotte artiche potrebbero un po' cambiare anche l'andamento del commercio mondiale, ma ne ha già parlato bene il collega Ferrazzi. Io ho parlato dello stretto di Malacca, quindi sopra l'Australia, l'Indonesia, quindi quelle isole che in qualche modo poi hanno a che fare con l'India e con la Cina. Da lì passano tutti i container che arrivano ad esempio da Shanghai, che è il principale porto, ma da tanti altri porti cinesi, vengono verso il Medio Oriente, e qui abbiamo altri due choke points. Uno è quello che separa, diciamo, l'Arabia Saudita dall'Iran e lo stretto di Hormuz, da cui passa la maggior parte degli approvvigionamenti petroliferi che vengono verso il Mediterraneo, e lì noi abbiamo anche delle operazioni militari degli alleati, dell'Alleanza Atlantica, dell'Europa, così come li abbiamo a Bab el-Mandeb, che è l'altro choke point che separa l'Africa dall'Asia, e anche lì abbiamo operazioni militari, abbiamo operazioni dal punto di vista politico-diplomatico sia europee, e anche qui con la partecipazione degli alleati degli Stati Uniti e della Gran Bretagna soprattutto, perché sono i luoghi da cui passano la maggior parte delle merci, e quindi ci sono anche le maggiori tensioni politico-diplomatiche e purtroppo anche militari, perché abbiamo visto gli Houthi, movimento yemenita legato all'Iran, quindi sciiti, che bombardano alcune delle imbarcazioni che passano, siano esse petroliere o navigazione commerciale. Questo ha portato anche il governo italiano ad aderire a operazioni internazionali in cui abbiamo i nostri militari, le nostre corvette, le nostre motovedette, i nostri cacciatorpedinieri che sono nell'area per mantenere la sicurezza della navigazione. Poi Suez, storicamente la porta d'accesso al Mediterraneo, e lo stretto di Gibilterra. A questi si aggiunge Panama, di cui ho detto prima, dove sia a Suez che a Panama dobbiamo registrare un attivismo cinese. In tutte queste aree c'è un attivismo cinese, o di acquisto di porti o di investimenti nel retroterra dei porti, in modo tale da far sentire la pressione, di aiutare il sistema economico cinese.
Pensi che la prima base militare della Cina all'estero è stata costruita a Djibouti, proprio in uno di quei choke points che stiamo commentando, cioè lo stretto di Bab el-Mandeb, che tiene distinta l'Africa dall'Asia. Lì c'è una prima base militare cinese a fianco a una grande base americana, quindi questo dà l'idea di come, diciamo, la nuova geopolitica, questo nuovo ordine mondiale in cui la Cina e gli Stati Uniti si scontrano, poi vede questo scontro declinato sul territorio in misure innovative, e quindi per la prima volta anche con una Cina che si affaccia militarmente fuori dal proprio territorio. Inutile dire che sono gli Stati Uniti a controllare di fatto i choke points, o comunque nella posizione più ottimale per controllarli. Sì, allora gli Stati Uniti ci sono con accordi militari, ma come dicevo prima adesso si affianca anche la Cina. L'Europa ha un'azione di supporto in cui viene chiamata dagli Stati Uniti, ma non ha una sua autonomia strategica, non ha una sua indipendenza, dipende molto dagli Stati Uniti, soprattutto dal punto di vista militare, quindi sarà di grande attualità sotto la spinta di Trump tutto il tema dell'autonomia strategica, della costruzione della difesa europea e io, da convinto europeista, anche dell'Europa politica, spero. Ferrazzi, chiudiamo con lei e siamo tornati a Trump. Abbiamo aperto con Trump e chiudiamo con Trump. Sì, tra qualche giorno, tra l'altro, diventerà ufficialmente Presidente degli Stati Uniti. Vediamo come si muoverà. Vedremo. Speriamo bene. Speriamo bene, assolutamente. Il tempo è finito, allora c'è solo il tempo, oltre che per salutare e ringraziare il senatore Alfieri, grazie per essere stato con noi, ci ha mostrato molto precisamente com'è la situazione. E così scopriamo, insomma, che c'è sempre un grande interesse economico dietro, non sono le mire come potrebbe pensare qualcuno, quasi di un mitomane, assolutamente no, parlando della Groenlandia. Ferrazzi, invece la settimana prossima di che parliamo? Beh, diciamo che continuando nel filone di oggi, parleremo di materie rare e avremo ospite il professor Stefano Bonetti, che oltre che essere professore ordinario di fisica sperimentale a Ca' Foscari di Venezia è anche il fondatore di un'iniziativa economica molto interessante che si chiama RARA, che ha l'obiettivo di costruire in maniera sintetica, cioè in laboratorio, le materie rare, in modo tale da non aver bisogno di andare nelle miniere, di occupare politicamente o militarmente l'Africa, come sta facendo la Cina e come stanno facendo altri, per portarci a casa quelle che sono le materie fondamentali per i microchip, per i nostri cellulari, per l'iPad, per tutta la comunicazione. Quindi un progetto interessantissimo che dimostra come l'intelligenza umana, la scienza, la tecnologia, quando vengono guidate con appunto accuratezza, possono far fare al nostro paese dei salti in avanti molto importanti. Da non perdere allora la settimana prossima. Grazie Andrea Ferrazzi, grazie al senatore Alfieri, grazie davvero e buon lavoro. Io vi lascio invece come sempre al meteo, a proposito di clima, poi il documentario Borgo Italia e poi il film Ricomincio da noi di Richard Loncrain. Grazie per averci seguito, arrivederci.